Per l'11ª giornata di seconda categoria Girone C, il Grondona si riempie per assistere ad un match tutto granata, Pontedecimo Don Bosco. I padroni di casa, reduci dal passo falso contro il Caderisi Under 21, ospitano i ragazzi di Mister Ariotti che dopo aver strappato un punto nella sfida con il Davagna vogliono conquistarne altri per poter uscire dalla zona calda della classifica. Arbitra l'incontro il signor Martina della sezione di Genova. Rotola il pallone e dopo i primi 20 minuti di studio arriva la prima conclusione sponda Pontedecimo con Pasti che al volo non centra lo specchio. Al 29esimo ancora il numero 10 prova l'inserimento a sfondare la difesa ma dopo un dribbling iniziale va giù, ma il direttore di gara ben posizionato invita le squadre a proseguire, rivediamo il tutto. È Pasti show al Grondona, il bomber Granata vuole caricarsi i suoi sulle spalle, alla mezz'ora tenta la stoccata da fuori, ma Veronese para in allungo per i fotografi. Il Pontedecimo però non molla la presa e la sblocca dai 25 metri con il suo fuoriclasse Pasti. Il fantasista Granata è una vera sentenza e sigla l'1-0 trasformando la terza punizione di fila nelle ultime 3 partite in casa. Al 40esimo protestano gli ospiti per questo presunto tocco di mano di Montermini, giudicato regolare dall'arbitro, e che rivediamo al rallenti grazie alle nostre immagini. Numero 7 che si rende protagonista solo un minuto più tardi, al 44esimo entra in area, salta Costa, si accentra e calcia forte sul primo palo, centrando il raddoppio Granata e il suo 7° gol stagionale. Sul finale del primo tempo c'è ancora spazio per un episodio dubbio, Perez dal limite liscia il tiro al volo, atterrando il compagno di squadra. Il pallone nel mentre sfila in direzione Corsini, che lo controlla in più tempi facendoselo rubare da Campanella, che lo accompagna in rete. Il direttore di gara però non convalida il gol, giudicando falloso questo intervento sul portiere che non rivediamo alla Moviola. Squadra a riposo sul parziale di 2-0. Inizia il secondo tempo e il Don Bosco ha subito a disposizione l'opportunità che gli è stata negata al termine della prima frazione. Martina infatti indica il dischetto in occasione di questo tocco con il braccio di Fornoni e assegna la massima punizione agli ospiti. Dagli 11 metri si presenta Sorrenti che non sbaglia e accorcia le distanze. Ma nemmeno il tempo di esultare che il Pontedecimo scappa nuovamente e cala al 3-1 sempre con lui, sempre con Pasti che dalla sua mattonella è una vera garanzia e si iscrive per la seconda volta al tabellino marcatori di giornata. Al 59esimo ci prova Montecucco con il destro, ma la conclusione è di poco sul fondo. Dall'altra parte del campo, pochi minuti più tardi, prova a dare uno scossone Campanella, ma la prima conclusione viene respinta da Corsini. E sulla ribattuta va ancora il numero 20 che apre troppo il piattone e piazza a lato. 2 giri di orologio più tardi vige la dura legge del gol sbagliato e gol subito. I padroni di casa dilagano con Montecucco, che valorizza il suggerimento di Montermine e porta a 4 le reti dei suoi. Al 75esimo ricambia il favore Montecucco che lancia in profondità il numero 7 locale, che entra in area, sterza e imbuca il gol che vale il 5-1. Nel recupero c'è ancora spazio per il gol del 5-2 che arriva con questo colpo di testa di Bellinzona, respinto invano sulla riga da Fravega. Pontedecimo Don Bosco termina dunque sul risultato pirotecnico di 5-2, stravincono i ragazzi di Mister Arecco che chiudono nel migliore dei modi il 2025 e salendo a 18 punti a -1 dal Davagna. Si ferma il Don Bosco che proverà a rifarsi il 18 gennaio con la presa Under 21.